Si va verso la sentenza d'appello per la vicenda della Banca Popolare di Vicenza, attesa per il 10 ottobre nell'aula bunker di Mestre, data stabilita dopo 3 giorni di requisitoria, al termine dei quali sono arrivate le richieste di condanna formulate dal sostituto procuratore generale di Venezia, Alessandro Severi, contro i 6 imputati. La pena più alta è stata chiesta nei confronti dell'ex presidente Gianni Zonin, 5 anni e 10 mesi, condannato in primo grado a 6 anni e 6 mesi, 5 anni e 4 mesi invece sono le richieste per i 2 ex vice direttori generali Andrea Piazzetta e Paolo Marin, come per l'ex consigliere di amministrazione Giuseppe Zigliotto e Massimiliano Pellegrini, questi ultimi assolti in primo grado. Verso l'altro ex vice direttore generale Emanuele Giustini, la Procura Generale ha sollecitato una condanna a 4 anni e 7 mesi, più lieve dopo le sue dichiarazioni spontanee emerse nel corso dell'appello. Oggi il turno dei legali delle parti civili. Abbiamo depositato le nostre conclusioni, abbiamo chiesto la condanna, quindi la conferma della sentenza di primo grado, sia per quanto riguarda la condanna degli imputati, sia per quanto riguarda le statuizioni civili, cioè la condanna ai risarcimenti del danno, così come erano stati decisi in sede di primo grado dal Tribunale di Vicenza. La prossima settimana sarà la volta delle discussioni dei legali difensori degli imputati.